Sono le 12 ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento, sì, quello puntuale, ormai da 8 mesi, lo sapete, in questa mezz'ora per raccontare la Sicilia, le sue eccellenze, la sua identità. E noi iniziamo nel nostro consueto modo, grazie, 261.896 volte grazie. Come vedete continuiamo a crescere, continuiamo soprattutto a camminare velocemente. Tanti progetti, tante idee che si concretizzano e soprattutto questa condivisione che ormai appartiene al nostro quotidiano. È semplice condividere anche la gioia delle feste. Questa è la settimana che anticipa quella del Natale, quindi collegatevi subito al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Sarà bello vivere questa esperienza Sicilia, perché chi entra nel nostro marketplace vive proprio l'esperienza Sicilia con l'eccellenza dei suoi prodotti che potete trovare e quindi acquistare e portare nelle vostre case, ma anche delle bellissime idee e regalo per questo Natale. Come sempre partiamo da noi, aiutiamo le nostre aziende, le nostre imprese e sarà con un piccolo atto, sarà veramente molto semplice aiutarci tutti insieme, anche questa insieme una parola che è diventata chiave di lettura in questi mesi. Beh, noi oggi in questa puntata parleremo di Sicilia, di sicilianità e lo faremo raccontando la musica e raccontando l'arte, la letteratura, la poesia. Beh, forse prenderemo anche un po' ad esempio quello che è stato il meraviglioso viaggio del 2 aprile del 1787 di Johann Wolfgang von Goethe, che nel suo viaggio in Italia, poi nel 1816, raccontava la bellezza di questa esperienza, di questo viaggio fatto in Sicilia attraverso i suoi odori, attraverso le sue emozioni. Beh, io inizierei proprio dalle emozioni. Signori e signori, siamo pronti? Iniziamo dall'emozione della musica. Abbiamo con noi un grande musicista, un grande organizzatore di eventi, soprattutto un grande appassionato di Sicilia ed un grande amico. Signore e signori, abbiamo con noi Ivan Greco. Buongiorno, buongiorno, come stai Katiuska? Piacere, Buongiorno, grande Ivan, non sai quale piacere, piacere e soprattutto quale onore averti con noi. grazie, per Eh, il onore. da tanto tempo ti inseguivamo perché Ivan Greco è veramente è vero, era da tanto che cercavamo di poter fissare questa intervista a Ivan Greco. Ivan Greco è veramente un uomo, se lo conosceste non solo come artista, ma proprio nella sua vita privata, è un uomo dalle mille sfaccettature. Sapete, proprio il siciliano dalle mille risorse, con il sorriso che non manca mai, questa voglia, questa energia e che poi quando sale sul palcoscenico si trasforma in grandissimo talento. Beh, Ivan Greco è proprio questo. Ivan, ma quanti anni sono trascorsi? Io mi emoziono un po'. Tantissimi, Tanti. tantissimi, tantissimi. Abbiamo passato anche insieme a te, abbiamo condiviso tantissimi anni di palcoscenici, di risate, di prove, anche di fastidi, Avventure. di tutto, di avventure di tutti i generi, ma quanto ci siamo divertiti facendo un lavoro meraviglioso e portando avanti sempre la sicilianità, portando avanti sempre la Sicilia, sempre la lingua siciliana, perché per me non è un dialetto, è proprio un dialetto siciliano, è proprio una lingua. Come diceva il nostro comune amico, il famoso Ciccio Randazzo, è una lingua adottata di pace, ti ricordi Catiusca? È E vero, il è siciliano vero. è una meraviglia, allora io sempre ho un percorso accademico che viene dal conservatorio, ho fatto anni di conservatorio, ho studiato musica classica, non Adesso ne parleremo insieme sì, un po' vai. del tuo percorso artistico, che è veramente lungo, dico io, e pieno di grandi successi, Ivan. Una laurea conseguita proprio al Conservatorio Bellini di Palermo, poi tante esperienze. Beh, hai suonato veramente dall'Orchestra Sinfonica Siciliana,
l'Ente Autonomo Teatro Massimo, Orchestra Filarmonica della Calabria, e poi ancora sei stato a Messina, e poi ancora a Salerno, e poi insomma hai girato in lungo e in largo non solo l'Italia, ma anche il mondo, Ivan, tantissime esperienze internazionali. Sì, sì. Ho fatto tournée in America, ho fatto tournée in Cina, ho fatto tournée in India. C'è un aneddoto graziosissimo quando della tournée in Cina. Praticamente devi sapere che i cinesi non parlano né italiano, ovviamente, né inglese, né francese, né spagnolo. Per cui l'unico modo per poterci capire, io ero con un'orchestra con persone da tutta Italia, ma i cinesi sembrava si capissero solo con noi siciliani, perché noi abbiamo questo modo di farci capire gesticolando. Allora loro dicono, mi pare che buongiorno lo dicono ciao, lo dicono ni hao, oppure dicono zangua, una cosa del genere significa buongiorno. Noi non riuscivamo a dirlo e allora noi rispondevamo sa bene Rica, e loro poi alla fine della tournée ci salutavano tutti sa bene Rica, è stata una cosa eccezionale. Il siciliano è impegnato. Il siciliano poi è comunicativo. A proposito di questo, Ivan, mi viene un po' da condividere con il nostro popolo di Io Compro Siciliano. Proprio durante i nostri 10 anni condivisi con Teatro del Melograno abbiamo veramente portato la Sicilia, le sue tradizioni alla memoria in tournée, insieme con Ivan e poi con un'altra grande artista che è Linda Armetta. Linda Armetta, ma a proposito di questo, facciamo così, io pregherei il mio regista straordinario, che ringrazio tra l'altro, Paolo Gatto, di mandare già questo primo contributo. Sempre alla finestra il vino, gente che furia passata, gente bella, l'aria allegra, non si usa essere sediata. L'ogni nostri surano, e non sangue e chianto, non re pace nostro, se ne fa grandi vanto, rapiluto cori, dammi al lato gente, picchiero busta vita, non ce ne arresta niente. L'ogni nostri surano, e non sangue e chianto, non re pace nostro, se ne fa grandi vanto, rapiluto cori, dal lato gente, picchiero questa vita, non ci ne arresta niente. Ai 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 ai, moro moro moro, tu di lume cori, l'amore mio sito. La 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 la. Quattro canti. Io devo dire, questo l'ho sempre detto anche durante gli spettacoli, se io dovessi immaginare una voce legata alla Sicilia, io sicuramente darei quella di Linda Armetta. Meravigliosa. Anche io. Meravigliosa. Senti Ivan, fermiamoci un attimino soltanto, perché devi sapere, questo grande amore verso la Sicilia la portano dentro e la custodiscono ancora più forte, più gelosamente i nostri siciliani che si trasferiscono magari un po' fuori. Si trasferiscono fuori e portano un po' anche gli odori, no? Con loro portano questa memoria legata a tutto quello che è la loro esistenza. Devo dire, l'ospite di oggi è un siciliano, lui ha vissuto la sua fanciullezza tra Sclafani Bagni e Montemaggiore Belsito in Sicilia, poi si trasferisce in Emilia-Romagna, qui si laurea in giurisprudenza e qui tra l'altro vive, ma porta con sé la poesia legata alla Sicilia e ci racconterà questo suo bellissimo libro in versi che è Viaggio in Sicilia. Abbiamo con noi Antonello Di Carlo. Buongiorno a tutti, buongiorno bentrovati. Antonello. Buongiorno Ivan, buongiorno Katiuska. Buongiorno Antonello, benvenuto. Antonello, grazie. guarda, io mi sono molto
emozionata a leggere i tuoi versi e soprattutto a leggere con quale entusiasmo racconti la Sicilia. Beh, un po' devo dire, hai vissuto questo libro, questa scrittura di questo libro fatto in versi, un po' con la chiave di lettura di Wolfgang von Goethe, giusto? Esatto, sì. Esatto. Ci La chiave di racconti come nasce? lettura, sì, beh, intanto nasce da un incommensurabile amore che ho verso la nostra bellissima isola. Un amore anche verso l'autore, che è appunto Johann Wolfgang von Goethe, e soprattutto per il suo essersi saputo approcciare e omaggiare la stupenda Trinacria in un modo così particolare che nessuno, a mio avviso, diversamente di quanto abbia fatto lui, sia riuscito a fare. L'ha descritta nel modo più obiettivo possibile, e coincidenza vuole che effettivamente la nostra isola, per i tesori, per le bellezze, per le stupende geografie, per i sapori, per tutto quello che la costituisce e la rappresenta, ha fatto sì che il viaggio in Italia, quindi il suo Italienische Reise, che ovviamente traspondo nel mio libro che l'ho intitolato per l'appunto Sicilianische Reise, quindi viaggio in Sicilia, è diventato un'opera, insomma, di grandissima bellezza letteraria, culturale e artistica. Senti Antonello, scelto... io ti fermo un attimo, fermati un attimo, perché Sì. anche qui abbiamo da vedere un bellissimo contributo video, regia. Ok. Senti Antonello, guardare queste immagini è un po' arriva anche l'applauso e il consenso da Ivan Grazie. Greco. Guardare queste immagini è un po' un turbinio di emozioni, che poi quelle che vengono fuori attraverso la tua scrittura. Ma nella scelta anche di queste immagini, cosa ci racconti della tua vita? Guarda, le immagini sintetizzano i luoghi siciliani a cui sono più affezionato. Nella realizzazione del book trailer devo ringraziare una brevissima Fiorella Di Mauro, nostra conterranea, che ha saputo insomma leggere quelle che erano le mie intenzioni, no? Quando mi chiese dei suggerimenti, io ho detto guarda, leggi il libro e troverai da sola le tue risposte. Devo dire che ha fatto uno straordinario lavoro in questo book trailer. Praticamente è venuto fuori quello che io avevo immaginato. Mi sono semplicemente l'unica licenza che mi sono preso è stata quella di suggerire, come dire, la base musicale, perché insomma questa melodia di Ennio Morricone, per chi ha memoria, colonna sonora del film Mission, no? Ormai sono passati quanto? 25 anni, no? È una canzone che porto nel cuore, che per me rappresenta ti devo tantissimo. raccontare? Ti devo raccontare una cosa. A proposito di Ennio Morricone, devi sapere che Ivan Greco ha veramente tanti nomi da menzionare riguardo le sue esperienze artistiche. E proprio Ennio Morricone è stato fra i direttori d'orchestra con i quali ha lavorato, soltanto insomma per citarne
il più rappresentativo, il più grande ed immenso. Ma devo Sì. dire, Ivan, anche che ci sono tanti nomi importanti. Ron, Dalla, i Pooh, Didi Bridgewater, Ray Charles, Massimo Ranieri, Giancarlo Giannini, Cocciante, Pavarotti. Beh, io devo dirti, già soltanto a leggere il curriculum con i nomi, mi sono Katiuska chiaramente... Falco. Katiuska Falco. Katiuska Falco, grande Ivan, grande Ivan. Dovete sapere una cosa, popolo di Compro Siciliano, adesso leggiamo qualche messaggio. Visto che con il grande Ivan Greco e la straordinaria Linda Armetta abbiamo condiviso oltre 10 anni di spettacoli, portando sempre come punto di riferimento la nostra Sicilia in giro per l'Italia e per il mondo senza mai stancarci, con la stessa forza e la stessa energia. Ormai veramente sono trascorsi 30 anni dal nostro principio e non ci stanchiamo mai di poter portare la Sicilia nel mondo. Senti Ivan, guardiamo un attimino questo secondo contributo video di Ivan Greco. Se lo portare un giorno, Ferrancatini, se lo portare un giorno, con gente spine, se lo portare per mari, ci parcheranno non foro bastante, no, non foro bastante, ci parcheranno. Quattro canti, la musica popolare che si trasforma poi, Ivan, che racconta la tradizione, ma racconta anche attraverso un nuovo modo, riarrangiare, rivivere. Sì, la musica siciliana negli anni è sempre stata, diciamo, un po' relegata a margine, come se fosse una musica da non fare. E allora abbiamo cercato in tutti i modi, sia tu da tanti anni col teatro, con la musica, con l'Indarmetta, che premetto l'Indarmetta della mia meravigliosa moglie che ho sposato e ho conosciuto grazie a Katiuska Falco. Mi prendo tutto il merito, perché hai al fianco non solo la più grande artista, la più grande voce della Sicilia, ma hai a fianco la più grande donna in generosità, veramente donna meravigliosa, quindi sei un uomo fortunato. Grazie a te, grazie. Poi volevo ringraziare anche il violoncellista che è mio fratello, Mauro Greco, uno dei violoncellisti più importanti, uno dei più bravi della Sicilia, e il mio amico Gianluca Failla Catanese, anche lui appassionato di sicilianità, che è una persona meravigliosa, un grande musicista e una grande persona. Volevo dire, poi noi abbiamo cercato con questo progetto di rendere la musica siciliana ancora più nobile, non che non lo sia, lo era già, ma con la musica classica è diventata, diciamo, volevo fare un po' il progetto che ha fatto ai tempi Murolo con la musica napoletana, facendola diventare delle vere e proprie romanze da camera. Siccome noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno, abbiamo un repertorio, una ricchezza musicale che ci invidiano, ho pensato facciamola, ho una voce meravigliosa, ho dei musicisti eccezionali, possiamo provarci, e l'abbiamo fatto, e devo dire che ha avuto un grande successo. Abbiamo venduto tantissime copie, siamo stati apprezzati e invitati da molti festival, e speriamo di continuare con una famosissima attrice siciliana che è mia carissima amica, quindi è un auspicio che faccio a me e a te soprattutto. Ivan, ci aspettano non appena ripartiremo con la nostra vita, ritornando alla nostra vita normale, questo lo auguro a noi tutti. Ci aspettano 20 anni, almeno 20 anni di palcoscenico, quindi mettiamoci subito al lavoro. Ma adesso mi piacerebbe leggere qualche messaggio scritto come sempre dai nostri amici che seguono le nostre dirette. Abbiamo Matteo Magro, buongiorno a te Katiuska, complimenti. Ciao Matteo, grazie per essere con noi anche oggi.
Abbiamo Salvo Bucchieri, siciliano, ci segue dalla Francia. Buongiorno Katiuska e ospiti, grazie per la vostra compagnia. Ciao Salvo, un bacio. Abbiamo Angel Segovia, grazie per la vostra compagnia. Ciao Angel, grazie per essere con noi. La nostra amica Venera Scardaci, buongiorno, un buon martedì a tutti. Ancora messaggi, abbiamo Salvo Bucchieri, fa i complimenti naturalmente ai nostri ospiti di oggi. C'è il nostro chef Mariano Carbonetti. Permettetemi se mi fermo un attimino su Mariano. Mariano, innanzitutto volevo farti i complimenti per questo riconoscimento importante. Abbiamo condiviso questo bellissimo articolo che ti riguarda e soprattutto volevo dirti che siamo tanto onorati di averti nel team di Io Compro Siciliano. Anzi, vi dico, all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com troverete anche una sezione curata da Mariano Carbonetti con la collaborazione di tanti importanti chef che hanno riportato alla luce, hanno condiviso quelle che sono le antiche ricette siciliane. Quindi entrate, Mariano, complimenti. Tra l'altro ieri vi ho seguito, perché da ieri, vi ricordo, è partito il nuovo format di Io Compro Siciliano alle 18, che è pomeriggio special, con presentatrice special, la nostra bellissima ed elegantissima Norma Argento, e quindi Mariano ti ho seguito ieri, bravi. Abbiamo buongiorno, splendida Katiuska, è davvero bello ascoltare i tuoi ospiti e trovarsi avvolto nelle stupende tradizioni, profumi e emozioni della nostra magnifica terra madre. Viva Io Compro Siciliano. Ciao Mariano. Abbiamo la nostra caporedattrice, anche lei una straordinaria eccellenza all'interno del team, grazie sempre Marzia. Ciao Katiuska, un saluto speciale ai nostri grandissimi ospiti, eccellenza ed espressione d'amore nei confronti della nostra terra. Grazie Marzia. C'è il nostro amico il Faraone Palermo che dice: che bellezza musicale, poi vado pazzo per il suono del violino. Buongiorno carissima amica amicuzza Katiuska, ciao caro amico a te, al bravissimo violinista Ivan e ad Antonello, un bravissimo scrittore che utilizza addirittura la musica mozzafiato del genio Ennio Morricone. Oggi è un appuntamento di grandi emozioni. Complimenti anche a te, Katiuska, per la tua scelta. Grazie a te per scegliere Io Compro Siciliano tutti i giorni per condividere il nostro racconto. Abbiamo Maurizio Tombini, anche lui un grande valore per la Sicilia con il suo gruppo Artisti Nostri Amici. Un saluto dalla pagina Artisti Nostri Amici. Ciao Katiuska, ciao grande Maurizio. Va bene, continuiamo invece la nostra conversazione e torniamo ad Antonello. Senti Antonello, Sì. tu hai ricevuto tantissimi, e dico tantissimi, riconoscimenti non solo in Italia ma nel mondo. Oltretutto sei anche membro onorario del NIAF, che è The National Italian American Foundation. Esatto. Insomma, tante esperienze nel mondo. Ma questo libro, questo viaggio, Goethe diceva non si può conoscere l'Italia se non si conosce la Sicilia, perché in Sicilia è la chiave di tutto. E Antonello Di Carlo, come legge questo libro? È un po' forse proprio dalla parte del Goethe, la tua scrittura? Direi proprio di sì. Sia per ispirazione e anche per deformazione, scusa la libertà nell'utilizzo della parola deformazione, che sicuramente in questo caso ha un'accezione sicuramente positiva. Aveva ragione Goethe. Italia non è Sicilian, Maxim de Zele cane build, cioè l'Italia senza la Sicilia non lascia nell'animo immagine alcuna. Hier ist des Schlusses zu allen, perché qui si trova la chiave di tutto. Evidentemente Goethe, quando scrisse appunto questa sua celebre citazione, non si riferiva soltanto a un discorso di mero campanilismo, anche perché lui non è siciliano. Il fatto che fosse innamorato della Sicilia non poteva comunque, non era, cioè, la sua taratura non gli poteva permettere di mettere, come dire, in risalto alcune regioni a discapito di altre. Mi piace pensare che lui abbia scritto questa cosa perché il fatto che lui fosse, come dire, un genio poliedrico, lui oscillava dalla chimica alla biologia, alla filosofia, alla giurisprudenza, alla letteratura, era fortemente interessato un po' come te, no Antonello? Sì, un po' come te. Rispecchia un po' anche la tua personalità, perché poi tu, pensate,
Antonello ha fatto come studi, ha una laurea in giurisprudenza. Esatto, Lui è un consulente aziendale con il esatto. grande amore per la poesia, per l'arte, per la filosofia, quindi ci sono punti che poi ti accomunano al grande Walter. Anche il segno zodiacale, anche l'amore verso una lingua che è considerata fredda, che è il tedesco, però vi assicuro che leggere l'italiano Reise o comunque il Fausto o i dolori del giovane Werther. Ja, auch ich spreche Deutsch, so Ok, genau. Senti Antonello, invece facciamo una cosa, perché stiamo arrivando agli ultimi minuti. Vogliamo vedere l'altro contributo video di Antonello Di Carlo? Vediamo ancora. Viaggio in Sicilia, ed è veramente un viaggio introspettivo, un libro in versi, edito tra l'altro in italiano, in inglese e a breve anche in tedesco, giusto Antonello? In tedesco e in francese, sì. Ecco, quindi avremo questa distribuzione a il viaggio livello deve continuare. mondiale. The journey must go. Il viaggio quindi non soltanto sotto un punto di vista meramente geografico, ma anche interculturale e interlinguistico. Senti, torniamo un attimino ad Ivan. Ivan, abbiamo gli ultimi minuti. Ti chiedo la prima cosa che ti va di organizzare non appena saremo finalmente, quando riprenderemo le nostre vite e saremo nuovamente felici di riabbracciarci. Cos'è la prima cosa che ti andrebbe di fare? Un incontro tutto siciliano con amici, attori, musicisti, cibo, musica, tutto siciliano. Quindi ma potrebbe essere un evento Io Compro Siciliano, così esatto, magari. Potrebbe essere un evento Io Compro Siciliano dove ci sarai tu, ci sarà, spero, anche Antonello, ci sarà un caro amico mio che si chiama Davide Morici, che tu non so se conosci. Certamente, vagamente. Speriamo di sì. Non vedo l'ora che si tolga di mezzo sto Covid, perché ci ha levato veramente tutto, l'empatia, l'amore, la voglia di abbracciarci, la voglia di salutarci. Poi per noi siciliani è stato molto limitante questo Covid, perché noi siamo abituati, baci, abbracci, invece col pugno, col gomito, non è da noi, non siamo fatti per questo. È vero. Spero presto poter organizzare qualcosa di siciliano. È vero, ci metteremo subito, ci sono tante tanti bei progetti che coinvolgono il popolo di Io Compro Siciliano, la musica, gli eventi, gli artigiani ed ancora le imprese, l'internazionalizzazione, c'è veramente tanto. Senti Antonello, quando ritornerai in Sicilia, non appena possibile, vieni giù? Guarda, se non ci saranno, come dire, sviluppi negativi con l'attuale crisi pandemica, dovrei venire in Sicilia a luglio, anche in occasione di un'importante rassegna di letteratura che avrà ad oggetto la Valle del Torto, no? Luogo molto nella provincia di Palermo che conoscerete sicuramente. Quindi dovrei essere in Sicilia in quel periodo. Non si sa ancora la data, anche perché, ripeto, non sappiamo se addirittura potrà essere possibile, purtroppo, no? Però io rispondo. Noi ti aspettiamo, Antonello. Noi diciamo che andrà tutto bene e quindi noi ti aspettiamo, perché abbiamo tante cose da fare tutti.
Bene, sì. siamo arrivati ai nostri 30 minuti, noi dobbiamo chiudere. Come sempre volevo ringraziare i nostri specialissimi ospiti, il grandioso Ivan Greco, grazie amico mio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, Grazie. Catiuscia. Grazie a te, Lo un abbraccio straordinario. a te, a tutti e al caro Antonello, un grande saluto. Allo In cambio, straordinario Ivan, Antonello Di grazie. Carlo diciamo grazie, mi raccomando, viaggio in Sicilia, è un bellissimo viaggio introspettivo attraverso le grandi emozioni siciliane, i nostri luoghi, i nostri odori, per cui leggetelo, sarà veramente un grande piacere. Io come sempre ringrazio in regia Paolo Gatto, Marzia Monreale e tutto il team di Io Compro Siciliano. Vi do appuntamento questo pomeriggio alle 18, pomeriggio special con presentatrice special. Abbiamo Norma Argento, quindi collegatevi questo pomeriggio alle 18. Con me ci si vede domani, puntuali alle 12. Beh, popolo di Io Compro Siciliano, per chiudere, come sempre, gentilissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi alle camere? Venite avanti. Sì, adesso dovreste ripetere con me per favore Io Compro siciliano. siciliano. Ci piace, grazie per essere stati con noi, grandiosi, buona giornata a tutti, Ciao, una ciao. sigla. Ciao. Ciao.